Cari telespettatori, rieccoci insieme nello spazio dello SPI-CGIL del Veneto per una puntata speciale e lo capirete, lo vedrete, la dovete seguire perché è anche un momento di ricordo, ma un momento che anche richiede una grande presenza e attualità perché si sta concretizzando dopo tanto tempo un progetto importante. Parleremo dal e del capannone del petrolchimico di zona Marghera, lo faremo con i nostri interlocutori che adesso intanto vi presento. Qui in studio ci supporta Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo dello SPI-CGIL del Veneto. Ben ritornato segretario, grazie di essere qui con noi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Che ha stimolato anche questo tipo di trasmissione, tra l'altro bisogna riconoscere, e poi saremo collegati con Daniele Tronco, segretario generale SPI-CGIL Metropolitano di Venezia, direttamente dalla sede con il bellissimo fondale che ci racconterà del capannone del petrolchimico. Grazie segretario di essere qui con noi. Grazie a voi. Darà poi la parola a Nadi Pettenò, segretario ex delegato Filcea Filtem, segretario della Lega dello SPI di Zellarino, a Franco Baldan, ex dirigente Filtem e Filcea, sempre dei chimici al tempo, ma adesso dello SPI, e poi con Camuccio Davide, segretario provinciale della Filtem. Quindi avremo anche diversi interlocutori che si daranno cambio sempre dalle sedi del capannone del petrolchimico. Allora, una puntata particolarmente significativa, si parla proprio questi giorni nell'area del veneziano di questa destinazione d'uso che è tanto controbattuta, però di fatto finalmente questo capannone che ha fatto la storia anche della zona del petrolchimico può essere aperto al pubblico da un po' di tempo, insomma questa non è data ufficiale, cos'è, un mesetto circa. Ci racconti un attimo lei segretario, cosa è successo, un po' di cronistoria. Ma indubbiamente poi gli interlocutori che ci sono direttamente al capannone potranno essere più puntuali e precisi di me. Non è la questione che il capannone può essere aperto al pubblico. Il capannone del petrolchimico è un luogo storico per quanto riguarda la classe operaia e i lavoratori di Porto Marghera. È un capannone ancora attuale perché continuamente si fanno assemblee sindacali ed è un luogo carico di storia, perché la storia non è fatto solo di testimonianze o di libri di ricerca scientifica, è fatto anche di luoghi, e il capannone del petrolchimico è un luogo per eccellenza, è un luogo storico, come dicevo. Lì sono passati, ha visto personalità di assoluto rilievo. Nell'80 era presente al capannone del petrolchimico l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione dell'omicidio di Gori, che era il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera, ucciso dalle Brigate Rosse prima di Tagliercio. Ha partecipato Enrico Berlinguer, poi ci sarà, presumo racconteranno loro, un episodio legato a un quadro lì esposto, è passato Prodi, insomma sono passati, hanno partecipato tutte le personalità di rilievo del nostro paese, oltre ovviamente lì si sono svolti i congressi di tutti i partiti della sinistra, della CGIL e di altre organizzazioni sindacali. Quindi noi rivendichiamo il fatto che il capannone del petrolchimico non deve, come dire, diventare un luogo, un centro culturale così generico, ma la sua destinazione deve rimanere in capo al mondo del lavoro e quindi alle organizzazioni sindacali. Ricordo che nei giorni scorsi anche Massimo Cacciari, si è pronunciato al riguardo, che conosce bene il petrolchimico perché magari da giovane partecipava alle iniziative, ai volantinaggi davanti alle portinerie del petrolchimico, ha ribadito il fatto che il capannone deve rimanere un luogo destinato ai lavoratori e quindi alle organizzazioni sindacali.
è un luogo della democrazia, perché lì attraverso discussioni insomma importanti la democrazia è cresciuta anche nel nostro paese, e ricordiamo, poi vi faranno vedere senz'altro un striscione estremamente significativo, insomma il ruolo svolto da quei lavoratori contro gli assassini delle Brigate Rosse è stato assolutamente di rilievo. Vedrete uno striscione assolutamente importante ed estremamente significativo. Chiudo dicendo questo si inserisce in una più ampia strategia da parte dell'ENI, senz'altro il segretario della FILCM Camuccio sarà più preciso. L'ENI vuole chiudere il cracking di Porto del petrolchimico, e questo comporta una situazione estremamente difficile per tutta la chimica in Italia, e in particolar modo anche per i siti produttivi di Ferrara, Ravenna e Mantova, perché la produzione che si fa nel cracking del petrolchimico produce prodotti che poi vengono ulteriormente lavorati da parte di questi 3 siti produttivi. Quindi è una situazione estremamente complessa. Il fatto che chiusura del cracking, la vendita al comune senza interpellare le organizzazioni sindacali, appunto la vendita del capannone al comune di Venezia, sono chiari segni di disimpegno che noi vogliamo contrastare. È per questa ragione, insomma, che ormai da più di 15 giorni, insomma sono quasi 3 settimane, c'è un presidio, vero? Che c'è un presidio 24 ore su 24, e certamente noi vogliamo continuare finché non ci sarà un incontro e ottenere risultati significativi. Allora, adesso diamo la parola appunto a chi è lì al capannone, che si trova tra l'altro tra via Bottenigo e via Fratelli Bandiera a Marghera. Daniele Tronco, segretario. Innanzitutto, cosa c'è alle sue spalle? È un dipinto, perché ricordiamolo ai nostri telespettatori, poi lo vedremo anche dalle foto, ci sono tantissime opere d'arte, dei bellissimi dipinti, delle opere, delle sculture straordinarie, che però aiutano anche a ripercorrere un periodo storico, e ci sono delle testimonianze significative. Alle sue spalle che cosa c'è in modo particolare? Sì, diciamo che questo è il luogo storico del movimento operaio a Porto Marghera. Ovviamente nel corso degli anni in questo posto c'è stata una vera e propria, ha attraversato la storia del movimento operaio. Molti artisti sono passati in questo luogo, e se si dà un'occhiata, adesso casomai chiedo a Enrico di mostrarvi un po' una panoramica della situazione che c'è dentro questo luogo. Abbiamo una serie di quadri, di opere appunto realizzate, e qui abbiamo un pittore famoso, uno scultore famoso, Basaglia, che diciamo che ha realizzato un'opera apposta per questo luogo. Abbiamo striscioni storici del movimento sindacale veneziano, soprattutto della lotta che i chimici in questa realtà hanno fatto nel corso del tempo, soprattutto nel periodo delle Brigate Rosse. Qui c'è stato uno scontro molto duro, molto pesante, e gli operai di questo posto hanno reagito con una mobilitazione, ed è testimoniata anche da molti striscioni che sono esposti in questo luogo. Diciamo che noi vorremmo preservare questa identità, che è un'identità soprattutto sindacale, ma del movimento anche politico-culturale della città di Venezia. Quindi siamo molto preoccupati che questo patrimonio andasse disperso. Noi qui abbiamo
come ha ricordato lei prima, abbiamo il segretario del sindacato appunto del settore dell'energia della Filctem di Venezia, e che vorrei chiamarlo subito a dire la sua, perché in realtà questa è la casa di questo settore, insomma. E diciamo che nella decisione di fare questo presidio per contrastare un disegno di smobilitazione fatto dal Comune, insomma, c'è un ruolo anche molto attivo di tutta la CGIL, ma in modo particolare del sindacato del settore, insomma. Quindi Camuccio, io gli darei la parola. Allora lei intanto passa la parola al segretario, io torno in studio con invece Fulvio D'Azio. Mi sembra, se non erro, dal 12 maggio i sindacati CGIL, ma anche la UIL, se non erro, stanno facendo presidio. Sì. Meno la UIL, però insomma il grosso del presidio, e anche la rappresentatività insomma, del territorio era della CGIL. L'impegno maggiore lo sta mettendo indubbiamente la categoria dei chimici della CGIL di Venezia. Perché il Comune ha detto gestitevela in qualche modo. No. Cosa ha detto il Comune? Perché io ho letto l'articolo ma volevo che lei se lo dicesse. Il Comune ha fatto un accordo con l'ENI dove acquista, l'ENI vende al Comune il capannone e il Comune, oltre ad acquistarlo per una cifra assolutamente irrisoria, si impegna a fare degli investimenti per ristrutturare il capannone. Quello che non è assolutamente chiaro è la destinazione d'uso. E quindi cosa si deve fare poi di questo? No, noi l'abbiamo già detto, insomma. Primo, siamo stati nettamente contrari e lo ribadiamo il fatto che non siamo stati chiamati al tavolo, proprio per il valore emblematico, anche identitario di quel luogo. Secondo, il fatto che l'abbia venduto al Comune ci può anche stare. Quello che non accettiamo è il fatto che quel luogo possa diventare in maniera così assolutamente approssimativa o indistinta un centro culturale assolutamente generico o un'altra destinazione che al momento non è dato da sapere. No, anche perché poi quindi noi riteniamo che quel luogo deve rimanere in capo ai lavoratori, è un luogo identitario del movimento sindacale. C'è anche una sala dedicata a un nostro compagno, un grande dirigente, Bruno Filippini, che è venuto a mancare pochi anni fa, che è stato un dirigente importantissimo per quell'area. C'è anche una sede per la CISL e la UIL, insomma è un luogo che deve rimanere a destinazione del mondo del lavoro, degli operai, che ripeto si sta continuando ad utilizzarlo per fare infatti poi vediamo anche le immagini dei lavoratori anche di recente. Come è stato fatto di recente. Perfetto, infatti poi vediamo anche appunto delle immagini di alcune occasioni di incontro. Ridiamo la linea al capannone, eccola qui, quindi incontriamo Davide Camuccio, segretario provinciale Filctem di Venezia. Ben arrivato segretario. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ci dica, una storia importante, ma per riuscire anche a immedesimarsi nel periodo caldo, tra virgolette, in cui questo capannone aveva una vita diversa. Non c'erano naturalmente opere, che cosa si svolgeva all'interno? Allora, guardi, la storia di questo capannone arriva dopo 3 mesi di lotte durante un rinnovo del contratto chimico. La cosa da sottolineare era che era il 1969 e non il 1970, quindi prima dello Statuto dei lavoratori, cioè i lavoratori chimici del petrolchimico, ma di Porto Marghera in generale, in quei 3 mesi hanno rivendicato, ancora prima che ci fosse una legge dello Stato, la possibilità di potersi riunire in assemblea, ma soprattutto di avere un luogo dedicato per le assemblee. Allora, la interrompo un attimo perché lei ha introdotto una parte di storia che è anche molto interessante. Allora lasciamo in suspense i nostri telespettatori, pochi secondi. Chiedo cortesemente, magari se dalla regia è presente lì al capannone, sistemate un attimo l'audio, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.
Allora, siamo ritornati, abbiamo un collegamento dal petrolchimico, da un capannone del petrolchimico di Porto Marghera. Ricordo anche l'indirizzo perché insomma magari una persona dicono ma dove si trova? È in tra via Bottenigo e via Fratelli Bandiera, proprio a Marghera. Siamo collegati con Davide Camuccio, adesso segretario provinciale della Filctem di Venezia, ci stava raccontando un momento della storia, cercavamo di medesimarci al periodo anni 70, un momento significativo, tutt'altra destinazione d'uso di questo capannone. Sì, infatti va sottolineato e detto in modo abbastanza chiaro anche al Comune di Venezia che questo non è un luogo che ci è stato regalato dal padronato, da quello che una volta era l'ENI, la Montedison, ma è un luogo di conquista. Sempre gestito dal sindacato, noi siamo qui da 52 anni, ma mi viene da sottolineare, perché poi la storia la racconteranno con dovizia di particolari anche gli altri miei ex colleghi, gli altri segretari generali che sono qui con me, va sottolineato che questo è un posto storico, ma non solo, è anche il capannone del presente e soprattutto del futuro. Questo è un luogo dove ancora oggi noi discutiamo con i lavoratori, ma soprattutto abbiamo intenzione di discutere ancora per tanti anni. Considerate che Porto Marghera è in profonda trasformazione, quindi avere un luogo come questo, che attraverso la sua storia da una parte, ma il suo presente e il futuro, è una cosa fondamentale. Trasformarlo in un qualsiasi luogo di aggregazione senza un obiettivo preciso che non coinvolga i lavoratori, noi non ci stiamo, ed ecco perché siamo qui da 14 giorni. Chiaro. Segretario, lei adesso è ancora segretario provinciale della Filctem, poi avremo collegamento con due ex dirigenti che attualmente invece sono nello SPCGL. C'è ancora una partecipazione sentita da parte dei giovani lavoratori, poi tanti sono lavoratori anche stranieri, al sindacato? La vita del sindacato come è cambiata? Ma sicuramente c'è questa partecipazione. È ovvio che la battaglia che stiamo intraprendendo col Comune di Venezia e con l'ENI, perché non dobbiamo scordarci anche chi vende questo capannone, non è un qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente i dirigenti sindacali per proteggere un fortino, ma è un qualcosa di diffuso all'interno delle fabbriche, in particolare del petrolchimico. Proprio in questo periodo abbiamo avuto nuove assunzioni, abbiamo una nuova generazione di lavoratori che quando entrano in questo luogo per partecipare alle assemblee inevitabilmente restano molto stupiti dell'importanza della storia, della cultura, del sudore che si sente in questo luogo e quindi ci hanno dato il pieno appoggio perché si possa preservare tutta questa storia, ma ripeto e ribadisco il nostro presente e il nostro futuro. Assolutamente. E per quanto riguarda la situazione adesso dei chimici, colgo l'occasione visto che lei è presente, qual è? Ci sono il rinnovo contrattuale oppure posizioni occupazionali? Com'è la situazione? Allora, siamo in una situazione molto difficile e tra l'altro nulla accade per caso. Proprio in questi giorni l'ENI ci ha imposto la fermata in modo unilaterale del più importante impianto che abbiamo al petrolchimico. C'è la possibilità, speriamo di no, ma è probabile che questo possa anche decretare la fine dello storico petrolchimico di Porto Marghera, per una questione di effetto a catena anche verso le altre produzioni. E guarda caso l'ENI non solo si sbarazza dell'impianto più importante del petrolchimico, ma in contempo vende anche la parte più importante di lotta operaia, la parte più importante anche di relazioni industriali, perché ricordo che in questo capannone si sono anche firmati degli accordi molto importanti, non solo tra azienda e sindacato, ma addirittura accordi di programma. Non più tardi di una decina di anni fa, qui noi avevamo non solo ministri, ma anche governatori del Veneto, sindaci, per concordare un protocollo per rilanciare Porto Marghera. E
Quindi siamo in agitazione, non solo per il capannone, ma anche per la chiusura del cracking degli aromatici, ed è una situazione delicata perché ad aumentare la preoccupazione dei lavoratori chimici è il fatto che nell'altra parte della bilancia l'ENI propone una riconversione di Porto Marghera che non ha gambe, non ha futuro, che non porta nessun valore aggiunto a questo territorio e alle sue potenzialità industriali. Adesso, senza entrare nei dettagli, che sarebbe forse difficile farlo in modo così breve, ma l'ENI oggi vuole sancire la fine della chimica di base e probabilmente con degli effetti anche negli altri siti industriali che abbiamo in Valpadana, in Ferrara, Mantova, Ravenna, e abbandona sostanzialmente Porto Marghera al suo destino. Un destino molto controverso che pur con mille strumenti, parliamo della ZLS, parliamo del protocollo, dell'accordo su l'area di crisi complessa, i protocolli del SIN per le bonifiche, però è storia recente di questi ultimi 20 anni. Purtroppo tutte queste potenzialità non sono state sfruttate, ma anzi Porto Marghera rischia di essere un'area abbandonata. Chiaro. Allora, io la ringrazio tantissimo, se voi intanto volete darvi il cambio con, penso, Nadi Pettenò, che così dopo lo ritroviamo, io ritorno in studio qui con Fulvio D'Azio. Il fatto che si voglia cambiare destinazione anche d'uso in qualche modo di tutta l'area del petrolchimico, perdere la chimica a livello veneziano, ma veneto e nazionale italiano, è un qualcosa di impattante in questo momento storico. Abbiamo visto quando si lasciano certe produzioni, poi le ripercussioni quali possono essere, dipendere dall'estero, però ci sono anche alcuni aspetti da salvaguardare, la tutela della salute, dell'ambiente, tanti elementi importanti, e di riqualificazione di Porto Marghera si era parlato tanto. Ma per affrontare questo argomento ci vorrebbe non so quante ore, no, ma proprio una battuta, proprio per capire cosa, se ne avete mai parlato all'interno del sindacato. Il punto qual è? Che Venezia si sta caratterizzando sempre di più per una monocultura turistica, mordi e fuggi, con scarso valore aggiunto e con lavoro molto molto precario, insomma, che noi contrastiamo in tutti i modi. Porto Marghera ha sempre avuto una destinazione industriale rilevante, la portualità, e non si vive solo di servizi e quindi di turismo, di terziario. È importante anche il secondario, quindi l'industria, e noi riteniamo che Porto Marghera debba continuare ad essere un sito industriale. Lo è stato per tantissimi anni. Porto Marghera ha significato molto, anche in termini negativi per quanto riguarda l'inquinamento della laguna, eccetera. Però ricordiamo che quando è stata avviata, insomma, Porto Marghera c'era miseria, quindi Marghera ha anche riscattato dalla miseria. Insomma, i miei genitori, mio padre lavorava lì e ha permesso a me, insomma, di avere quel benessere che loro non avevano conosciuto. Certo, ci sono aspetti ambientali che vanno assolutamente affrontati, c'è molta attenzione, poi magari ne parleranno le persone, i compagni che sono collegati lì al capannone, ma i temi dell'ambiente sono indubbiamente temi che il sindacato ha affrontato, cercando di coniugare lavoro e ambiente. Devono viaggiare di pari passo. Certo, non siamo più una volta dove prima c'era il lavoro e l'ambiente, chi ci pensava. Oggi non può esserci lavoro senza rispetto dell'ambiente e viceversa, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Quindi ecco, per questo noi riteniamo grave la decisione dell'ENI di, perlomeno nelle intenzioni, di voler chiudere
il cracking di Porto Marghera, insomma, perché sarebbe un colpo veramente, non dico mortale, ma difficile da assorbire per quanto riguarda l'area di Porto Marghera, insomma, che deve tenere una vocazione industriale. La città di Venezia è centro storico, c'è Mestre e c'è Marghera. Questa è la città di Venezia, bisogna avere la capacità e l'intelligenza di tenere tutti assieme, cosa che quando era sindaco Massimo Cacciari riusciva, e non a caso ha scelto di sostenere la lotta che stanno portando avanti in primis i lavoratori della chimica di Marghera nel salvaguardare il capannone storico, come dicevo. Poi insomma, se non ti diranno loro qualcosa sui quadri, vorrei dirti qualcosa. Sì, assolutamente. Infatti, torniamo al capannone. Credo ci sia Pettenò, segretario Lega SP di Zellarino, è giusto? Sì. È perfetto. Si mette un po' più vicino, che così riusciamo a sentirla meglio con l'audio. Ex delegato Filcea Filctem. Allora, ci dica lei la sua. La mia è che entro in questa fabbrica quando c'era, a 20 anni, e se non ci fosse stato la grande fabbrica io molto probabilmente non avrei neanche iniziato a fare politica. Ho trovato una grande compagnia di lavoratori della mia età, di cui abbiamo tutti assieme iniziato questa grande avventura. Oggi ci troviamo a difendere il capannone senza la grande fabbrica, e che purtroppo credo questo sia il grande tema di oggi, che è sparita la zona industriale. È ovvio che il capannone resta un simbolo e che deve essere gestito dal mio punto di vista dai lavoratori, ma se non ricostruiamo la grande fabbrica attorno e con questa anche l'unità sindacale, credo che avremo qualche problema per essere ascoltati. Noi vedo che in questa fabbrica abbiamo fatto migliaia di assemblee scontrandoci con i lavoratori, ma sempre con i lavoratori sempre attorno. Siamo stati un sindacato, qualche volta dicevano che eravamo un sindacato di destra con il segretario Sergio Cofferati, perché ci vedavamo avanti di cosa sarebbe successo qualche anno dopo. Oggi purtroppo le cose sono cambiate e quando entro in questo capannone sento l'aria che respiravo una volta, ma anche un'aria diversa, non più delle grandi discussioni, ma purtroppo quando chiudono le fabbriche il potere contrattuale del sindacato conta meno. È ovvio che a quei tempi si potrebbe dire un sindaco non si sarebbe mai permesso di poter fare un'operazione di questo tipo, che io ritengo importante, senza aver coinvolto il mondo del lavoro, i lavoratori che hanno fatto storia di questo territorio, di questa fabbrica. Perciò io credo che il buon senso alla fine porterà che il sindacato debba essere coinvolto, spero, come dicevo prima, in maniera unitaria, ma spero che il sindaco si renda conto, e anche la regione, che questo è un simbolo del mondo del lavoro e deve essere portato alle sue origini. Assolutamente. Guardi, lo interrompo un attimo, se vuole passare la parola a Franco Baldan, oppure se deve aggiungere qualcosa resti pure lei. Io intanto devo lanciare la pubblicità, quindi pochi secondi, poi ritorniamo in studio insieme. Allora, ritorniamo al tema. Prima di passare nuovamente la parola al capannone, chiedo alla regia di mettere in onda le foto che abbiamo, così sono ben precise, dei dipinti che sono presenti in questo capannone, perché giustamente bisogna anche dire due parole. Allora, in questo caso qua il nostro segretario in studio può aiutarci. Fulvio D'Azio, prego. Questo è lo striscione del petrolchimico, io spero che Franco non me ne voglia, ma se non si vede qua, ma ci si avvicina, si vede che ci sono scritte tutta una serie di formule chimiche. Quindi questo striscione era per sensibilizzare sul tema dell'ambiente, no? Bisogna sensibilizzare sui temi dell'ambiente. Questo invece
Ecco, quindi vabbè, qui bisogna avvicinarsi. No, bisogna andare lì, non si vede. È necessario. Questo invece, che purtroppo non mi ricordo il titolo, però insomma è significativo, richiama un po' dal mio punto di vista Guernica, insomma. Con la vela rossa è un quadro assieme a quello grande che si vede dietro ai nostri interlocutori lì sul capannone, che è di Basaglia, che è il fratello del psicologo, dell'ispiratore della famosa legge Basaglia, con cui si sono chiusi i manicomi. E ne abbiamo uno anche in CGIL regionale che racconta la strage di Marcinelle in Belgio, quando morirono centinaia di minatori italiani. Quel quadro era stato donato ad Enrico Berlinguer, questo, per quello che mi hanno raccontato, e invece Enrico Berlinguer ha detto no, è giusto che rimanga qui. Poi ce n'è uno, c'è lo striscione, poi ci sono quadri, poi magari Franco potrà essere più preciso. No, se va avanti vediamo. Posso andare avanti anche ancora. Questo è molto bello. Sì, ce ne sono. No, ma come veramente... si diceva prima, uno che entra non se lo aspetta e sente che è un luogo molto significativo. Insomma. I giovani che arrivano rimangono stupiti. Sono di vario genere, tra l'altro, ce ne sono sì, tanti. Ma sono tutti lavori fatti da operai, da gente che lavorava al petrolchimico, insomma, che sono stati donati. È per questo che quel luogo, anche per questo che quel luogo sono stati fatti anche, oltre che da artisti, anche da operai. Anche questo è bellissimo. Sì. Quindi... c'è lo striscione, poi vediamo se si arriva. Vediamo intanto, percorriamo pure queste immagini. Quello che è stato fatto, eccolo qui. I nazisti delle BR hanno assassinato Tagliercio, i lavoratori del petrolchimico contro il terrorismo. Cioè, non serve commentarlo, le parole parlano da sé, nel senso che qui è evidente, chiaro, il ruolo che ha avuto il movimento operaio nel contrastare le Brigate Rosse, il terrorismo a difesa della democrazia. Ecco, anche magari ancora se c'è qualcuno che pensa che il mondo del lavoro non ha dato il suo contributo, questo è l'esempio lampante di qual è stato il ruolo svolto dal mondo del lavoro e dal sindacato nel contrastare il terrorismo di destra, con la strategia delle tensioni e con le Brigate Rosse. Chiaro. Grazie Fulvio Del Zio. Torniamo al capannone, che così ecco qui. Prego. Siamo collegati adesso con Franco Baldan, ex dirigente Filctem, Filcea dei chimici, sempre adesso invece lei è dello SPI, corretto? Sì. Allora, che cosa rappresenta? Cosa ci può altro aggiungere? Si può aggiungere che io faccio riferimento a 3 personalità di questi giorni che hanno detto che questo capannone deve rimanere un laboratorio politico, culturale, sindacale aperto alla città e gestito dai lavoratori. Uno si chiama Massimo Cacciari, che differenzia dal ex sindaco rispetto a quello che abbiamo, che ha solo gli affari, non la cultura e la storia operaia. L'altro si chiama Sergio Cooperati, che ha fatto una storia della chimica e soprattutto in questo capannone, e che vedeva molto lontano cosa stava accadendo, e il segretario nazionale dello SPI, Pedretti, 2 giorni fa ha detto le stesse cose, che questo capannone deve rimanere patrimonio, storia culturale della città, perché questo non era solo il capannone delle assemblee sindacali importanti e dei lavoratori, perché c'erano 3-4 assemblee al giorno in questo capannone. Addirittura 3-4 al giorno, quindi un'attività... Sì, al giorno, perché nel 75, quando abbiamo ridotto l'orario di lavoro nei turni a 36 ore e 15, che ci sono state 500 assunzioni, c'erano 7.500 lavoratori solo diretti del petrolchimico, più 5.000 delle varie imprese che facevano manutenzione agli impianti. Allora capisci quanta gente c'era nella città, e quindi qui non c'era orari a fare queste assemblee di mattina, di pomeriggio, e soprattutto per quanto riguarda 2 temi fondamentali. Uno che era la salvaguardia ambientale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché poi hanno continuato a parlare anche nel 2000 alcuni ambientalisti e ex, che poi si trovavano spesso d'accordo, chi pensava più alle aree che allo stabilimento, e anche a parte delle aziende che firmavano gli accordi al Ministero
dell'industria, ma poi rimanevano spesso carta straccia. Ecco, queste assemblee, questa storia, che era nel fatto di fare assemblee soprattutto scontrandoci anche con i lavoratori più anziani per quanto riguarda il risanamento ambientale, e gli accordi che avevamo fatto con le aziende erano questi, soprattutto sul tema mai azioni, lotte corporative, e che investivano, qui non si parlava solo del petrolchimico, ma le grandi riunioni della chimica nazionale venivano qui. E quando si andava a Roma a parlare al direttivo della categoria, sentiamo cosa dice Marghera. Prendete l'esempio di cosa hanno fatto questi, con tutti gli errori che si possono avere fatti, ma questa storia non è solo storia o nostalgia, questa storia deve essere usufruita dalle nuove generazioni, bisogna pensare alla nuova politica industriale, che oggi quella politica è superata, e bisogna pensare, ci sono i fondi del PNR, a una nuova politica industriale, perché una città non può vivere solo di turismo. E abbiamo fatto iniziative culturali con la Biennale, concerti con la Biennale in questo capannone. Il Consiglio del Comune, è stato fatto un Consiglio Comunale qui dentro al capannone, e a tante iniziative, comprese quando hanno bombardato sia in Iraq, che siamo venuti alle 3 di notte a fermare gli impianti, per quella guerra ingiusta, che tutte le guerre sono ingiuste, e poi anche sul Kosovo, con sottoscrizioni sia quanto teniamo e tenevamo a questa città, anche quando ha preso fuoco la Fenice, che i lavoratori qui tutti hanno donato un'ora di loro lavoro per rifare quel patrimonio che è la Fenice, che è stata ricostruita. Quindi queste sono, e credo che le nuove generazioni oggi hanno più bisogno di ieri, perché i diritti sono sempre meno, di lavoro ce n'è sempre meno che si parla, e non può essere lavoro precario. Tutti sono interessati adesso ai ristori, ai ristorni, ai bonus, tutti temi che possono anche essere importanti, ma bisognerebbe che prendessero quei soldi per fare sviluppare il paese, l'industria, e soprattutto dare un futuro certo alle nuove generazioni, che si vedono. Questo deve rimanere questo laboratorio, un laboratorio, questo capannone, di cultura, di politica industriale e culturale, soprattutto pensando alle nuove generazioni, perché ieri, oggi e domani questa non può essere gestita da altri che non dai lavoratori. Chiaro. E credo che quella proposta che la CGIL debba farsi carico e prendere in gestione, che ha fatto Pedretti e sostenuta da Cacciari e anche da Cooperati, siano elementi che vanno portati fino in fondo. Ecco, e poi la grande lotta sul terrorismo che abbiamo sconfitto con la grandissima manifestazione in Piazza Peretto con la presenza di Enrico Berlinguer e Luciano Lama. Chiaro. Ecco, lei ha sottolineato alcuni passaggi, tra l'altro si sente anche nelle sue parole la commozione nel ricordare momenti significativi, importanti, ancor più per chi li ha vissuti, ma dei passaggi anche di crescita culturale. Lei ha posto la contrapposizione tra i, tra virgolette, lavoratori più anziani, vecchi del mestiere, e le nuove generazioni che al tempo venivano fuori, quindi cambio anche di ideologia, ma dei passaggi importanti che sono stati anche magari maturati e trasmessi proprio all'interno di questa struttura. Le chiedo però, se venisse snaturata tutta l'area del petrolchimico, convertita eccetera, avrebbe ancora un suo senso ad esistere, quindi anche una testimonianza significativa? Si potrebbe in qualche modo far forza su questa esistenza di questo luogo per poter comunque portare avanti certi principi? Vedi, credo che i giovani, al di là del tipo di lavoro che andranno a fare, quali saranno i nuovi mestieri, i nuovi lavori, abbiano più bisogno di ieri di avere posti di ritrovo, di conoscersi, di unirsi e di progettare il loro futuro e non lasciarlo in mano ai parolai di turno che si presentano con soluzioni facili su problemi molto complicati, perché quella è presa in giro. Credo che, e lo dimostra i giovani quanto si sono mossi sui temi ambientali e della guerra. E per il lavoro, al di là del lavoro che fanno, oggi i loro diritti sono stati calpestati, prima con Giubbate e con tutta una serie di questioni, e vedo che anche nel governo dei migliori il tema del lavoro è messo molto, ma molto a lato di questo. Adesso ci sono i fondi del PNR per fare una vera nuova politica industriale rispetto ai cambiamenti e alle tecnologie che ci sono per permettere di farlo,
e credo che i giovani saranno interpretati e devono essere loro i primi protagonisti, noi possiamo solo aiutarli, dargli una mano, ma devono essere loro a prendere in mano, come abbiamo fatto noi negli anni 70 quando siamo entrati dentro su questa fabbrica. Grazie, le ringrazio tantissimo. Chiudiamo questo collegamento col capannone, quindi ringraziamo del loro intervento Daniele Tronco, segretario generale SPCGIL del Metropolitano di Venezia, poi Davide Camuccio, che invece è segretario della Filctem Venezia, Nadi Pettenò, segretario della Lega dello SPI di Zelarino, Franco Baldan dello SPI, ex dirigente Filctem Filcea, che sono stati collegati appunto dal capannone del petrolchimico, che ha una valenza simbolico importantissima, ma anche si vuole non solo un simbolo del passato ma del presente, quindi anche il sindacato dei pensionati potrebbe trovare un luogo deputato ad affrontare certe questioni e tenere sempre attivo, insomma tenerlo vivo, perché le tematiche poi del lavoro sono sempre quelle, che si sia lavoratori o ex lavoratori. Certo. No, assolutamente. Tra l'altro noi la settimana, 15 giorni fa, abbiamo fatto un'assemblea regionale con tutti i segretari di Lega, dove c'era appunto anche il nostro segretario generale nazionale Ivan Pedretti, che prima Franco Baldan ricordava, e l'abbiamo già utilizzato, insomma, però la nostra volontà è appunto quella di continuare e quindi fino a che non ci solo sarà... per un ricordo, non c'è nessuna nostalgia, o per il presente, ma anche per il futuro, insomma. E questa è la cosa più importante. È un luogo che tra l'altro invito ad andarlo anche quindi si può vedere. Sì. Ecco, quindi questo si può quindi vedere. Anche voi, insomma, se riuscite a fare un servizio in diretta lì, merita, è significativo. Assolutamente, no, questo è importante. E allora adesso staremo a vedere che cosa succederà, perché la cosa è in corso, quindi vedremo gli esiti. Ci terrete naturalmente aggiornati, a prescindere dalle notizie che potremo percepire in base ai fatti che accadranno, anche se adesso magari speriamo sia un momento di quiete. Sì, tra l'altro nei giorni scorsi c'è stato anche uno spettacolo teatrale, ecco, è andato anche il regista Segre, che ha fatto Il pianeta in mare, Venezia, insomma, dove raccontava appunto dell'episodio in cui un giovane lavoratore accompagnato da uno più anziano è entrato in questo luogo, non c'era mai stato e è rimasto veramente, lo si leggeva negli occhi, la sorpresa, ma l'abbiamo visto anche con le nostre collaboratrici giovani, quando sono entrate sono rimaste. Ma infatti lo dicevamo con i ragazzi degli studenti. Allora grazie di essere stato qui con noi, Fulvio Dal Zio, di questo spaccato importantissimo di realtà. A voi come sempre di averci seguito, rivedete la puntata naturalmente nel sito internet. Grazie.